Siamo lieti di patrocinare il libro, ben conoscendo l'alto profilo culturale dell'autore, che è riuscito nel migliore dei modi a elaborare un'attenta analisi non solo delle opere e dei protagonisti dell'architettura contemporanea italiana degli ultimi 25 anni, ma anche del contesto culturale in cui queste opere sono state concepite. È in tal senso interessante leggere tra le righe del libro l'evoluzione dell'architettura contemporanea, del rapporto tra l'architettura contemporanea e il mondo accademico, alla luce della costante crescita del digitale, del web, dei social, che di fatto hanno un po' rotto i vecchi equilibri. Oggi l'architettura d'élite, chiamiamola così, non è riservata soltanto agli accademici, ma è aperta anche agli architetti professionisti, ai liberi professionisti che capitalizzano nel migliore dei modi il web e i social. La manifestazione di oggi sarà un'occasione proprio per analizzare questa evoluzione dell'architettura degli ultimi 25 anni, ma sarà anche un'occasione per promuovere l'alto valore culturale e sociale dell'architettura. Il libro è una storia dell'architettura italiana degli ultimi 25 anni, quindi di questo millennio, ed è un resoconto di uno stato di salute straordinario dell'architettura italiana, perché l'architettura italiana, dopo essere entrata in crisi con l'avvento delle archistar e dei progettisti stranieri, ha capito come controbattere, come sviluppare una linea interessante e come fare dell'architettura finalmente contemporanea che non avesse problemi, inibizioni o difetti di sorta. Oggi ci troviamo a ragionare e a gioire per un evento di grande importanza, di primaria importanza dal punto di vista culturale, quello della presentazione di un volume sulla storia dell'architettura contemporanea dal 2000 ad oggi. Un momento importante, l'autore del libro è Luigi Pestinenza Puglisi, critico di storia dell'architettura di chiara fama nazionale ed internazionale, che oggi presenta questa sua fatica, questa sua opera proprio ad Agrigento, dandoci la possibilità di seguire un processo progettuale che avvicina molti di noi a una produzione architettonica che è per l'appunto recente, dal 2000 fino ai nostri giorni.